Buonasera a tutti ragazzi, da Napuliello 87. Allora ragazzi, siete pronti per la finalissima Siviglia-Inter? Dai Inter, vinci, deve vincere l'Inter stasera. Ragazzi, veramente dovete tifare per l'Inter, deve vincere una squadra italiana, Non voglio tifosi del Siviglia, Ma raccomando, tifate per l'Inter stasera. Si tifa solo Napoli, però quando c'è l'Europa bisogna appoggiare le squadre italiane, ragazzi. A parte la Juve, che è difficile per me appoggiarla. Ciao Matteo Cascino, buonasera. Ciao Erni, buonasera. Ciao Giada, buonasera e sempre Forza Napoli. Buonasera Dino. Allora ragazzi, siamo sempre in pausa pubblicità qua. Fra poco vi dirò le formazioni ufficiali di Siviglia Inter. Intanto ragazzi vi invito a lasciare un bel like, condividete la live su tutti i social ovviamente e iscrizione al canale per chi non è iscritto. Allora chi è? Ciao Kira, buonasera. Sì, sì, a parte la stanchezza del lavoro, che si lavora sempre qui. Infatti dispiace se ancora non ho potuto rispondere ai commenti, ma spero che capiate perché io lavoro tanto e il tempo è quello che è. Gabriele Dell'Ormo, che favore, dimmi Gabriele, dipende, cioè, dipende da quello che mi chiedi, ovviamente. Mi raccomando ragazzi, like e condivisione della live, Sì, dobbiamo crescere insieme, dai. Allora, Napoliella, fammi condividere pure a me. Condividi, condividi. Allora, la condivido su Facebook. Ok. Ah. Ok. Ora la condivido anche da qualche altra parte. Allora, ciao, ciao amici, buonasera, grande. Allora, vi invito sempre a lasciare un bel like e condividete la live, mi raccomando. Allora, dai, dai, ora mamma mia, si vede la Coppa, l'Europa League, guagliù, si è vista a bordo campo, dai, Inter, vincila! Anche se da una parte rosicherei perché un Napoli è arrivato una volta in semifinale col Dnipro e una volta ai quarti con l'Arsenal, però è meglio che la vince l'Inter che il Siviglia, l'Inter è una squadra italiana. Cioè la merita perché ha fatto un percorso importante, anche il Siviglia ha fatto un bel percorso, dobbiamo dirlo, buttando fuori un certo Wolverhampton, poi la Roma e il Manchester. Avete capito il Siviglia chi ha buttato fuori? Sarà dura stasera per l'Inter. Ciao Candy, ciao. Sì. Gabriele dell'Om, un utente con il mio nome ha scritto brutte cose a Ghiotto. E io sto cercando di fargli capire che quell'utente non sono io. Mi chiedevo se potessi scrivere a Ghiotto questo, in cambio ti dono. Te lo scrivo, Gabriele, ma non ti preoccupare se non puoi donare o non doni, a me non importa, cioè, a me mi fa, ci parlerò io con Ghiotto, va bene? Vedo di risolvere la cosa, va bene, Gabriele? Vai, poi ci parlo io. Ora no, perché sto facendo la live, ma poi mi ci sento e glielo spiego, ok? Tranquillo, tranquillo, sta tranquillo. Godiamoci la partita ora che stanno inquadrando il campo del Colonia, sono a Colonia, a Coln. Stiamo a Corn, che è accolto, che cazzo dici? Napoli, ma che sta dicendo? Napoli. Allora,
Dai ragazzi, carichi e gagliardi stasera, eh? Lo voglio frischettuoso. Ciao, ciao. Andrea Stefanelli, speriamo bene per l'Inter, dai, deve vincere l'Inter, dai, voglio. Ah, da vincere l'Inter, deve vincere ragazzi, condividete, mi raccomando, la live, condividete, like e iscrizione al canale. Dai, su, voglio, dobbiamo crescere, dai, c'è Facebook, c'è Instagram, condividete un po' WhatsApp, quando è bella la Coppa UEFA, voglio. C'è chi la, c'è chi la snobba, ma la Coppa UEFA è una bella coppa, voglio. Come si fa? Andiamo su. Ragazzi, voglio subito i pronostici, i vostri pronostici nella live, nei commenti della live, dai. Così li leggo uno alla volta e vi dico il mio pensiero, poi vi dirò il mio, ma prima voglio sapere il vostro pronostico. Allora, amici dice 2-1 Inter. Ci può stare, pronostico che ci può stare e mi auguro che ci sta questo pronostico. Andrea Stefanella, sì sì, carico, forza poi Siviglia, no dai Andrea, stasera bisogna appoggiare l'Inter, dai, forza Napoli sempre, Giada, però stasera bisogna appoggiare l'Inter, dai, voglio, fate i bravi, bisogna appoggiare all'Inter, bisogna appoggiare l'Inter. Ecco, le squadre entrano in campo, fra poco vi do le formazioni ufficiali. Ragazzi, voglio sapere, insomma, il risultato per voi, dai. Me l'ha detto solo Mici il risultato 2-1. Voi che state facendo? Voglio. Dai, su, svegliamoci un po'. Voglio il pronostico. Pronostico, scrivetemi il pronostico. Allora, secondo me parto io, dai, dato che voi ci mettete tempo. Secondo me l'Inter pareggia 0-0 o 1-1 e poi vince o ai supplementari o ai calci di rigore. Ora questo non te lo so di per certo, però mi sento che l'Inter la vince o ai supplementari o sui calci di rigore. La partita la pareggiano. Allora, Andrea Stefanelle, sì, carico, io per Scaramanzia non lo dico. Giulio, certo, per un tifoso del Napoli è impossibile appoggiare l'Inter, forza Siviglia. Giulio, ognuno è diverso da se stesso, cioè non siamo tutti uguali. Se fossimo tutti uguali, sai, io appoggio la squadra italiana, appoggio l'Inter, sempre forza Napoli, ma appoggio l'Inter. Candy, poi ognuno è libero di fare come gli pare, capì? Candy, molti tifosi juventini tifano per la squadra avversaria, lo so Candy, Juve e Inter si odiano, dovresti saperlo. Cioè, per l'Inter la Juve è la peggiore avversaria, no? È come per la Juve, l'Inter in Italia è la peggiore. Andrea Stefanelli, sì sì, appoggiamo in rete e non su quello che appoggiamo. Grande Andrea, grande. Intanto si scambiano i gagliardetti Navas e Andanovic, i due capitani delle rispettive squadre, Siviglia e Inter. Vai, vai ragazzi, dai, deve vincere l'Inter, vai. Bello lo stadio del Colonia comunque, ragazzi, bello. Ecco la formazione dell'FC Internazionale. Andanovic in porta. Allora, prima vi dico come gioca l'Inter. Gioca con il 3-5-2. Andanovic in porta. Bastoni, De Vrij, Godin, Gagliardini, Brozovic, Barella a centrocampo, Ashley Young ed D'Ambrosio laterali, esterni e Lautaro Lukaku prime punte per l'Inter. Un 3-5-2. Andiamo dal Siviglia, che ora ci daranno la formazione. Buonanotte, se ce la danno, ma mi sa già ce l'hanno data e io stavo con voi. Grazie Gabriele, sei gentile, grazie mille. Allora, ora
lo metto lo metto in evidenza in modo che tutti possano vedere la donazione. Top, top donatore Gabriele Dell'Omo. Gabriele Dell'Omo. Allora, un secondo ragazzi, sì, è giusto scritto qua. Mm. Ma che cacchio è? Allora, Siviglia Inter 0-0 intanto, grazie Gabriele, qua vediamo sempre Gabriele che ha donato 2 euro. Allora, grazie a Gabriele per la donazione. In Europa si tifa sempre per lo straniero, stasera Napoli ti gufo. No, Andre. Rino sta dormendo Rino, mamma mia. Giulio, certo, auguriamoci una bella vittoria del Siviglia. No, dai, Giulio. C'è Luca Mastangelo live e sta facendo un sacco di soldi. Beato a lui. Beato lui, Andre. Beato lui. Io cresco piano piano, ragazzi. Se mi accompagnate voi. Se mi accompagnate voi, cresco piano piano. Condividete la live, mi raccomando, like e iscrizione al canale. Francesco, lo ripeto una volta, cioè fino all'infinito. Io da tifoso del Napoli, il giorno che mi auguro una vittoria dell'Inter vuol dire che sono ubriaco, giuro, mamma mia. Uè, Matte, buonasera, ciao amicone mio, ciao, come va? Tutto a posto, Matte? Attenzione Siviglia! Mamma mia, Siviglia subito pericoloso, ragazzi. Mamma mia, vai, 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 c'è Lukaku su. Vai, Barella, bella! Vai, vai Lucacone, vai! Vai Lucacone! Rigore! Rigore! È rigore. Come punizione? No, è rigore. Oh, ragazzi, rigore forse. Dai che porto subito bene all'Inter, dai. Ma io voglio l'iscrizione, subito per gli interisti, se vi danno il rigore. Subito! Cacchio. Uscito pazzi. Sono usciti pazzi. I pronostici, tutto bene, te come te la passi? Lavoro tanto, Matte, non ho il tempo per stare da YouTube, per i commenti e tutto. Mi torna più facile anche fare una live, almeno parlo direttamente, no? Vi dico le cose direttamente e posso leggere i vostri commenti, mi torna più meglio perché rispondere ai messaggi dopo fatto un video è un casino per me, ci vuole tempo e io in questo momento non ce l'ho. Quando ne avrò risponderò tutti perché sono indietro un po' con i messaggi e mi dispiace per i miei iscritti, ma spero che capiscano. Andrea Stefanetti saluta Lanzilli, l'ho sentito prima su WhatsApp, grande Lanzilli, è mio amico, grande Lanzilli. Me lo saluti se lo risenti, tanto poi ci risentiamo anche io e lui, si farà qualche live insieme. Diego Carlos ancora una volta le patatine San Carlo Junior ancora una volta e calcio di rigore. Bravo San Carlo Junior, le patatine fatte nato ti voglio bene, a così ti voglio. Bravo, vai Lukaku, vai, subito calcio di rigore al quarto minuto. Lukaku contro chi è un portiere? Non mi ricordo nemmeno, Sergio Rico no.
Grande Luca. 1-0 Inter. Lukaku al quarto minuto. Voglio iscrizione al canale l'Interisti, subito. Vi sto portando bene, vi sto portando. Allora, modifica. Modifica tutto, Napoli alla. Allora, andiamo a modificare il risultato, ragazzi. 1-0 subito per l'Inter. Romelu Lukaku al quarto minuto. Quarto minuto, a rossa virgola, Lukaku. Grande Lukaku. Segnato Gabriele Dell'Omo, grazie Napoliere per quello che stai facendo per me, ma per diventare moderatore quando vuoi. No, ora cioè, non chiedo soldi, Gabriele. Ora vediamo, Gabriele, ora vediamo. Ah. Eh, Comunque grazie a te, Gabriele, ti ringrazio. Rino Nair, amici, scrivete. Eccolo, Rino. Un bacione, bentornato. Buonasera, Rino. Tutto a posto, Rino. Mi dispiace se non posso stare dietro ai commenti, ma spero che capisci anche te, come tutti gli altri, d'altronde, perché lavoro tanto, Rino, e non c'ho mai tempo di stare dietro a tutti i commenti. Infatti sono sempre indietro, lo sai, no? Ormai mi dovresti conoscere. Comunque, quando posso, voglio organizzare una live con voi, con i miei moderatori, con te, con Giada, una live dove parliamo noi di calcio. Se hai piacere, Rino, si fa una bella live insieme, una bella chiacchierata insieme, no? Mi farebbe proprio piacere, cioè, non l'ho mai fatto, non te l'ho mai chiesto, ma ci tengo che parliamo assieme, facciamo una bella chiacchierata tutti noi, no? Forza Napoli sempre. Oggi appoggiamo l'Inter, dai, che è una squadra italiana. Mamma mia. Ragazzi, intanto vi dico che il top donatore è Gabriele Dell'Omo con 2 euro. È lui il top donatore. Se qualcuno vuole donare, sono a disposizione, ovviamente. Rino certamente, è grande Rino, bello. Ma figura, grazie Rino, purtroppo anche oggi sono stanco, ho fatto una live, cioè ora non so, forse faccio pure il video, però starci dietro è un casino, capì? Già sono stanco. Mm. L'Inter già vince 1-0 al quarto minuto, un rigore. Sempre di San Carlo Junior, le patatine. Don Carlos fa sempre così. Cioè, quel difensore del Siviglia è scandaloso. 3 partite, 3 rigori. Dal Wolverhampton ai quarti ha commesso il calcio di rigore. In semifinale, con chi giocava? Col Manchester ha concesso un calcio di rigore. E oggi con l'Inter ha concesso un calcio di rigore. Cioè, Don Carlo le patatine è meglio solo se fa le patatine a un bar, perché non è cosa in difesa. Bene l'Inter, vince. Mamma mia, che potenza c'ha Lukaku, ma ha visto come se n'è andato Don Carlo le patatine, solo fallo gli poteva fare. L'Inter è passata in vantaggio troppo presto, perde. Non penso. Ma il Siviglia è pericoloso, lo so, lo so. Lui, mamma mia, eccolo, Fratimo Luigi. Com'è? Tutto a posto? Grande, lui. Poi anche te per a fare una live con me, lui. Sei un top, sei un grandissimo, lui. Sempre a postare foto del Napoli, tutto, il pullman, segui il Napoli ovunque, sei un grande, sei.
Tanto poi ci rivedremo, lui, ci rivedremo un'altra volta a Napoli, appena finito sto casino del Covid, qua appena ci liberano per farci andare allo stadio un'altra volta, mannaggia, perché ci manca andare allo stadio al San Paolo. Andrea, va bene, stai bene, meno male, dai, meno male che stai bene, dai. Ho visto sei stato a Barcellona, bene, bene, la segui ovunque il Napoli, sei un grande, sei. Grande Luigi, Fratima. Ai ai ai, cross del Siviglia, te frai in qualche modo la butta in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Siviglia, sicuro, saremo insieme. Grande lui. Comunque ragazzi, chi non lo sapesse, Luigi Lanzilli ha un canale del Napoli anche lui. Se volete andare a vederlo, a visitarlo e lasciare un'iscrizione non vi costa nulla, cioè è molto bravo e se ne intende di calcio. Grazie lui. Ai ai ai, è corto. Mamma mia. Ancora a Siviglia. Aiù. Mamma mia, Carmen. Grazie Luigi, grazie. No. Navas. Luigi Ruffiano. No. Andrea. Reguilon. Ecco, Reguilon è il giocatore che si piglia il Napoli. Numero 23. Navas. Allarga ancora. Jordan. Ora il Siviglia va, eh. Attenzione, gol, pareggiato il Siviglia con De Jong all'11esimo. Ma il Siviglia è forte, voglio, mamma mia. Nazione, voglio, sono forti. De Jong all'11esimo, sono forti. Ai ai ai. Undicesimo, pareggia il Siviglia subito. Subito due gol, sta finale, bella. Fammi aggiornare il risultato, ragazzi, un attimo che aggiorno il risultato. De Jong all'11esimo pareggia la partita 1-1. Ancora palla al centro e si ricomincia da capo, ragazzi, per l'Inter. Ti saluto. Sono rimasta a Dredd. Allora, vince Luigi, eccolo. Sicuro saremo insieme. Ha segnato il Barbie di Siviglia, De Jong, il biondo, la bionda, chi è? Io l'ho detto che sono forti, sì. Cioè hanno vinto dal 2006 al 2016 la bellezza di 5 Europa League, ragazzi, 5. Cioè, se non c'hanno esperienza questi qui, chi ce la deve avere? Io che sto a casa o vado al lavoro, casa e lavoro. Io ho l'esperienza della cella frigorifera, andare a lavorare a Foggelato. Loro hanno l'esperienza di giocare le coppe. Cioè, 5 trofei in 10 anni non è poco, eh. 15 anni, 10 anni, insomma, un trofeo ogni 2 anni hanno vinto un'Europa League ogni 2 anni. Cioè, vi rendete conto? Ma tuo marito è interista, vero? Gabriele Dell'Uomo è per questo che la chiamano la regina dell'Europa League, infatti, mamma mia, sono veramente tosti, tosti, come giocano, mamma mia. Guarda, ancora Siviglia, Reguilon, Suso, attenzione, Ocampo stira, ma c'è Andanovic. Non è facile.
Non è facile, ragazzi. Non è facile. Rino è arrabbiato perché che è successo? Rino, come promesso, eccomi. Oi, Cartal, buonasera, Fratimo, grande Cartal. Ragazzi, passate anche dal mio amico Cartal lì Perugino, eh. Iscrizione al canale e like, mi raccomando, andate a visitare il canale che parla di calcio in generale, ovviamente soprattutto del Perugia, perché essendo perugino. Mamma mia, Carta, salutami Cubra, dagli un salutone da parte mia, un abbraccio. Vai Barella, vai. Ma troppo lungo, troppo lungo. Grande carta. Mamma mia. Rimessa laterale per l'Inter, vai Brozovic, allarga ancora Brozovic. Lautaro, Brozovic, lancio lungo. Che è ancora rigore? Ancora patatine San Carlo Junior, per favore? Sì. Oh, ancora patatine San Carlo, voleva fare un altro calcio di rigore. Cioè, Don Carlos veramente... Cioè, se vuoi giocare un rigore, quando gioca al Siviglia, gioca sempre in rigore perché se gioca quel però devi vedere se gioca Don Carlos. C'è sempre un rigore. Andrea Stefanelli, mamma mia, Napoli che ti fa Inter non si può sentire. Conte incazzato nero. Lopeteghi usiamo la testa, Conte incazzato nero, è andato contro l'arbitro, si è fatto pure ammonire. Mamma mia. Conte se... lo so, ti incazzi tanto. È un rigore in rete, Conte è inutile aggrapparti. Decide l'arbitro alla fine. Conte, ma siediti che sei... No, vabbè, voglio. Allora, palla ad Andanovic. Andanovic per Brozovic. Brozovic a Godin. Godin indietro a De Vrij. De Vrij a Barella. Pallone per Gagliardini. Gagliardini largo dalle parti di Yasley Young. Va Young. Young. Avanza Young. Fase offensiva per l'Inter. Young, cross in mezzo. Madonna, è arrivato in corsa D'Ambroso, sbagliato tutto. Bene, dai però, bene. Preso in controtempo con il pallone, si è accappottato con il pallone. Fatto le capriole, ha fatto. L'ha presa male, l'ha presa male. In corsa era. Lopetegui ex Real, sì, ha allenato il Real Madrid, sì. Infatti. Attenzione, ancora Suso. Suso per Suso è area di derby. Cioè, giocava al Milan. Allora, va Ocampos. Ocampo punizione. D'Ambrosio fallo su Ocampos. È ostruzione di D'Ambrosio. Si è messo davanti, sì. C'è fallo. Lo so, è fallo, sì. Vabbè, però dai, ragazzi, non tifiamo, non tifate Siviglia, dai, ma che tristezza. Candy, ma scusate, una squadra italiana che abbiamo in finale e voi ti fate infatti, Candy, boh, ma chi capisce? Diglielo, fagli una ramanzina, che cavolo, dai. Andrea Stefanelli, quello è fallo. Giulio, te l'avevo detto, Siviglia remontata. Aspetta, aspetta.
Ora, ora si buttano in aria, Lautaro cerca per rigore. Gabriele Dell'Omo, questo fallo è una fotocopia di quello di prima. Ah. Attenzione, ancora il Siviglia. Ragazzi, vi invito sempre a condividere la live. Mi raccomando, condividete la live. Lasciate un bel mi piace e iscrizione al canale per chi non è iscritto, ovviamente. Lo so, Giulio, me l'ha detto. Me l'ha detto. Ah. Ragazzi, vi ricordo che il top donatore fino ad ora è Gabriele Dell'Olmo con 2 euro. Sicché Gabriele per ora è top donatore. Andrea Stefanelli, la più bella eliminazione dell'anno, quella dei simpatici bergamaschi. Ah. Ciao Armando il Protetto, buonasera. Io tifo Napoli, ma in questa partita tifo Siviglia. Ognuno c'ha il suo, c'ha la sua. Armando, sei iscritto al canale? Se non sei iscritto, iscriviti al canale, un bel like, grazie. E condividi la live. Ma io simpatizzo l'Inter per il gemellaggio con la mia Lazio, è ovvio. Lazio e Inter sono gemellate. Pensami mucho. Siviglia che attacca ancora e Siviglia sta premendo ora, Ocampos. Attenzione, Ocampos, tiro in porta. Esterno della rete. Meno male, dai. Meno male. Voglio è tosta per l'Inter, è veramente tosta. Sto Siviglia rompe le scatole. Cavolo però, Vai. Punizione su Banega da parte di D'Ambrosi. Grande già, sembra fama pubblicità grandissima già. Andrea Stefanelli, allora sono l'unico a attivare Siviglia? No, è pieno nella chat che attiva Siviglia. Non sei l'unico, Andrea. Non sei l'unico. La Vaggiadina. Ai ai ai. Ai mondiali del 90 semifinali dall'Argentina io ti favo Diego, tutti ti favano Diego là per il Napoli, io non ero nato quell'Italia lì, Italia-Argentina, quando c'era Maradona, non ho avuto nemmeno la fortuna di vederlo giocare, ho visto i video e tutto altro, la storia, cioè i documentari, però non l'ho potuto vedere giocare, ragazzi, a Maradona. Purtroppo sono nato proprio nell'87 quando ha vinto il primo scudetto il Napoli. Poi ne ha vinto un altro nell'89, avevo 2 anni. Ho avuto la sfortuna di non vedere lo scudetto del Napoli. Pensano poco. Ora mi sa quando devo aspettare per vedere lo scudetto del Napoli. Speriamo prima di morire che vinciamo sto scudetto, sto benedetto scudetto. Jack l'Africano. Sì, certo, Jack, è stasera la finale. E stasera sì. Siviglia-Inter è stasera. Jack, lascia iscrizione al canale se sei già iscritto, ovviamente. Se mi condividi la live mi fai un piacere. È un bel like, lascia un bel mi piace, che non ti costa niente, grazie. Se volete fare una piccola offertina, la fate a Napoli, un caffè, una birra, quello che volete. Che odio verso Diego da parte degli italiani quel mondiale, lo so, lo so. Ma ancora oggi tanti lo odiano a Maradona, non, un po' per invidia perché ha fatto grande, cioè quel Napoli lì ci ha fatto vincere i campionati
C'hanno invidia perché dicono, ma è il più forte al mondo, abbiamo avuto il giocatore più forte al mondo nel Napoli, c'è un po' di invidia anche per quello, eh. Il Perugia è in C, mamma mia, non me l'aspettavo proprio, devo dire la verità. Rino, grandissimo Rino. Mamma mia, sono stanco proprio. Ah. Dai, per ora bella partita, 1-1, bella combattuta fra i rispettivi attacchi. L'Inter può approfittarne perché la difesa del Siviglia non è così tanto forte. C'ha quel Don Carlos che è veramente disastroso. Non... Capito? Da quella parte lì può far male l'Inter. L'abbiamo visto già con Lukaku che ha fatto male. Attenzione a Reguilon. Cross in mezzo. Bene, Bastoni. Grande uscita di Bastoni. Attenzione ancora del Siviglia però. Reguilon. Ocampos. Banega. Allargata ancora da Navas. Sì, Gabriele, sì, lo farò, lo farò. Mi sto studiando le cose per l'abbonamenti, capito? Dall'anno prossimo farò tutto, aggiornerò tutto. Dal prossimo, non l'anno prossimo, dal prossimo campionato metterò anche gli abbonamenti per varie cose. Cioè, non è che metto gli abbonamenti tanto per metterli, capito? Devo sapere per cosa, cioè, uno che si abbona deve avere a disposizione, uno che fa l'abbonamento deve avere a disposizione certe cose che porterò di qualità, non le stesse cose che faccio ora, capito? Sino che senso ha? Sicché mi ci vuole tempo per pensare cosa portare, no? È normale. Datemi un consiglio anche voi, secondo voi cosa potrei portare, se c'è qualcosa che piace, che potrei fare, qualche novità, capito? Intanto vi dico che riporterò i pronostici, però i pronostici li porterò proprio in abbonamento, non li porto più pubblicamente così, capito? Chi si abbona potrà vedere i miei pronostici e poi metterò altre cose, capito? La Vabanega. Ah, mamma mia. Anderino. 1-1. Sempre 1-1, siamo al 27esimo. Andrea Stefanetti, ti piace la nuova maglia del Napoli? Ecco, anche di questo dovevo fare un video, ancora non l'ho fatto. Vai Lukaku, aspetta un attimo, scusa Andrea. Lukaku, c'è tutta la tua difesa è tornata, troppo tardi. Vai, cross, niente. Allora, Andrea, ti dicevo dovevo fare il video, però non ne ho avuto tempo. Domenica farò un video sulle nuove maglie e vi dirò il mio parere e tutto. Ora non voglio svelarvi troppe cose, farò il video domenica e ascolterete quello che ne penso. Non ne voglio parlare Andrea ora, capito? Sennò alla fine, cioè che me lo vedete a fare il video, se vi svelo già le cose che penso. Farò un video su questo, ne farò un video. Eh, mamma mia, mamma mia. Ok, giusto. Infatti Andrea, se no vi svelo tutto, capito? Va, De Vrij, Godin lancio lungo, Barella, Lukaku troppo lontano, madonna. Vai, bello il recupero di Gagliardini. Vai Barella, lanciagliela, lanciagliela, dagliela. No. Vabbè, è tornato Campos, rimessa laterale per l'Inter in fase offensiva. Dai, dai, su. Salite, salite, dovete crederci che qualcosa in fase difensiva il Siviglia concede, non è impeccabile in difesa, eh. Tutto forte dal centrocampo in su, ma in difesa qualcosa concede, l'abbiamo visto. Non è forte in difesa il Siviglia.
almeno nei centrali, perché sui laterali c'ha Reguilón e Navas sono forti, però nei centrali difensivi concedono. C'hanno Koundé che è bravo, ma quell'altro, come ho detto, Don Carlos sta inguaiato. Vai Gagliardini, bello, mamma mia, però ci è arrivato Navas. Ocampos riparte, ma sei soletto stasera? Sì, mia moglie è di là che c'ha da fare, c'ha da fare le sue cose, studiava. Lanzilli, Uè Napolella, Andrea è un vero amico. Eh sì, è bravo Andrea, è veramente un bravo. È di Modena. Ah, grande, grande Andrea. Di Modena, non lo sapevo. Candy sono in una live dove sono moderatrice, sono tutti tifosi della Juve, solo io dico forza. Grande Candy. Mamma mia. Niente, voglio. Navas, Reguilón, vediamo il Siviglia, ora c'ha palla a Siviglia. Ancora Siviglia, palla tra i piedi. Chi è questo? Chi è che su scartellato? Io. Banega, ancora il Siviglia, chi è che sta? Suso, Aya Navas, pallone per Suso, fuori, fuori. Bravo Bastoni che lo porta in profondità, bravo Bastoni, bravo, lo porta fuori dal campo, lo porta. Bene, bene, bene. Dovete essere più attenti in fase difensiva, così vi voglio. È difficile sta finale per l'Inter, è difficilissima, però ripeto, il Siviglia dietro concede, l'Inter può far male con Lukaku, eh. Anche Lautaro, ovviamente, perché le qualità ce l'ha pure Lautaro, non solo Lukaku. Banega, lancio a trovare Suso, fuori però, fuori portata, rimessa laterale per l'Inter in fase difensiva. Lopeteghi si mette a urlare ai suoi. Mantova non Modena, ah Mantova. Lui è sbagliato paese, proprio ha fatto usgarre. Gabriele Dell'Omo, secondo me per gli abbonamenti dovresti mettere dei video riguardanti il calciomercato. Anche quello farò, grazie per il suggerimento Gabriele. Sì, farò anche quello. Andrea Stefanelli è tornato, Luigi, adesso facciamo il 2-1. Grande Luigi. Però 2-1 per l'Inter. Dicevo, per l'Inter. Intanto Rino, il mio fratello partenopeo vi ricorda tutto. Leggete, mi raccomando. Oh, ancora De Jong. 32esimo, 2-1 Siviglia. De Jong. Ancora Siviglia. Mannaggia, mannaggia. Ragazzi, ma gliela state proprio gufando all'Inter, eh? Gliela state proprio gufando, gliela state. Mamma mia. Veramente gliela state gufando. Gliela state proprio gufando, tirando dietro, gliela state. Poveracci, dai. Ancora De Jong, ha fatto doppietto, ha fatto. Dopo aver segnato nella semifinale con il Manchester, ancora ha segnato. Eh. Oh, l'aveva detto, chi era? Andrea. Ha detto questi rimontiamo. Mamma mia, gliel'ha proprio buttata, eh. Faccio mercato, ci pensa Lanzille, ha portato Simen. L'ha portato sulle spalle, l'ha portato. Mamma mia.
Niente ragazzi, 2-1 allora. Però c'è una punizione per l'Inter. Mamma mia. Vediamo, questa Inter la può ribaltare sta partita, dai. Dai. Mannaggia, mannaggia. Vai! Godin 2-2. Ah, fa mock. Bene, bene. 2-2 al 35esimo. Bene Godin, bene così. Bene. Lopeteghi. Ah, fa... Bene. Aiù, bene. 35 Godin. L'uomo di esperienza fa la differenza. Godin fa la differenza. Giocatori che sanno saltare di testa fanno la differenza. Madonna, che partita stiamo a vedere, ragazzi? In 35 minuti 2-2. Voglio, ma che stiamo vedendo, ragazzi? Che finale stiamo a vedere? Tutti sti gol. Chi se l'aspettava una finale in 35 minuti 2-2? Chi se l'aspettava? Voglio, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che finale. Ma che è? Mamma mia. Chi ha giocato l'over dell'Inter col Siviglia direi è andata bene proprio, ma bene bene, in mezz'ora l'hanno fatto praticamente, cioè ha preso il risultato, cioè, ma vi rendete conto? 2-2, mamma mia. E Godin risponde alla doppietta di De Jong. Bella partita, dai, bella bella, veramente. Giada, amala. Grande Giada. Barella bravissimo, sì, mamma mia. È un bel giocatore Barella, un bel giocatore. Candy. Tra l'altro giocava nel tuo Cagliari, eh? Prelevato dal Cagliari Barella. Gagliardini, avanza Gagliardini, ora l'Inter ci crede, eh? Bel pallone per Barella che sta facendo ancora una grande partita d'Ambrosio, Barella, Gagliardini, mamma mia, ora l'Inter ci crede. Brozovic, alla liscia, ora riparte Siviglia, De Jong, veloce Ocampos, Banega, allarga ancora, Don Carlos, patatine, Suso. Meno male si è rallentato ora. Adesso vado dove sono moderaticcio e grido go. Grande Candy. Ora Don Carlos. Mamma mia. Che porti bene. Ah, tengo sto ginocchio che mi brucia, maronna, che è? Ancora Siviglia. No, no, chi si porta male la porta. Allora hai visto che fa segnare Siviglia. Sempre solo Napoli, sempre Forza Napoli. Però appoggiamo, cioè ci appoggiamo. Non dico mai forza solo Napoli, forza. Però appoggiamo la squadra italiana, appoggiamo l'Inter. Mamma mia, rimessa da fondo. Palla ad Andanovic. De Jong vuole segnare ancora, ragazzi. Cioè, non gli sono bastati 2 gol, vuole segnare ancora. Mamma mia, 35 minuti 2-2. Che partita, mamma mia. Oh, 2 gol di testa, De Jong, 2 gol di testa. Sempre Forza Napoli, Giadina. Conte, Godin, avanza l'Inter. Lukaku di tacco, ma nessuno segue l'azione, però. Palla a portiere del Siviglia.
La, 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 la. Lo so, lo so. Ragazzi, condividete la live. Già dormimmo qua. Frate, siamo tre gatti. Sì. Mannaggia, miseria. Ma che lasciate like e condividete. Forza, su con la giostra. Girammo i giostra. Giriamo la giostra. Allora, fammi vedere un attimo a giocare che posso inviare cose che lo faccio falla a destra, sinistra, ad altrove, proviamo che ne saccio. Vabbè, ma lo dico, Punizione su Banega, fallo di Barella. Barella bel giocatore, però a volte sul pressing, sì, qualche fallaccio di troppo lo mette, Infatti su Banega, da dietro è ammonizione, ragazzi, che ci sta, perché da dietro il fallo. Impossibile, tripletta non può farlo, altrimenti vince il pallone d'oro 2021. No, sì, De Jong il pallone d'oro. Dai. Allora, De Jong, Banega, ancora De Jong, Navas, indietro da Koundé, Banega, Koundé, Navas, Banega. Il pallone passa sempre dai piedi di Banega. Lo devono pressare Banega. Suso, aia, brutto questo, in copertura benissimo De Vrij, bene. Andanovic via, però gliela dà il Siviglia, Andanovic, ma che combina? Meno male è tornato Barella, fuori gioco però, dai. Per ora 2-2 al 41esimo, dai. Like, like, like. Iscrivetevi al canale, condividete. Un possibile tripletta non può fare, voglio, ma che se è una volta. Maronna, mamma, ma l'avete giocata Siviglia-Inter, ragazzi? Voglio, avete giocato Siviglia-Inter? Inter? Rino, tutti mi cercano, tutti mi vogliono, sono un barbiere di qualità, di qualità. Non so perché, ma stasera mi sento molto barbiere di Siviglia. Ah, che è sto? Sono uscito pazzo, Rino, sei uscito pazzo. Mi è dispiaciuto per il 2-2. Addirittura, giuro. Mamma mia, ma siete cattivi, eh? Tutti per il Siviglia, siete. Cioè, proprio non la potete proprio vedere l'Inter, ma sta giocando l'Inter, non è la Juve, quella con la maglia nera-azzurra, non è la Juve. Ecco, ancora con De Banega, Suso, la Susina in mezzo al campo. Ma Navas fa innanzi e dritto. Don Carlos, Koundé a centrocampo del Siviglia, chi è che su qua? Jordan, De Jong, Banega, Napoli, scialalalala, Napoli l'87, scialalalala, Napoli l'87, scialalala. Grande Gabriele. Non ti preoccupare, ci metto io la mano con Ghiottone, faccio diventare Chiattone, ci parlo io, tranquillo. Andrea Stefanelli, noi tifiamo solo Napoli, riesce? Siamo forza Napoli, ovviamente. No, ma si scherza, Rino, grande. Chi è? Molto qualcuno. Ammonizione anche per il Siviglia. Chi è che ha ammazzato? Fammi vedere. Fallo su Gagliardini, ma brutto di Banega, sì. Ci sta, ci sta. Giallo pure per Banega, sì, ci sta tutto. Guarda come è andato male, sì. Gamba tesa, scivolato.
Ah, come la Juve, pari pari, Giulio, mamma mia. No, io no. No. Per me solo la Juve, basta. C'è odio solo verso la Juve. Però sì, odio normale, ma non è, capito, cattiveria, dai, perché cattiveria non ci deve stare, è sempre uno sport. Lukaku, passaggio sbagliato, regalato a Navas, ancora Siviglia, chi è che sta di qua? Ah, Jordan. Io un mondo che non ci vuole più, canterò di più. In un mondo che non ci vuole più, canterò di più, canterò di più. Ah, chi sto cuore nostro però. Sta giocando l'Inter. Andrea, grande Andrea. Ah, sarebbe stato bello vedere il nostro Napoli in finale, mamma mia. Quando facciamo un'altra finale? Ma quando però? Fallo di bastoni, un minuto, manca 30 secondi e finisce il primo tempo, 2 a 2, tante emozioni, bella partita, cioè 4 gol, che volete di più? Un amaro? Lucano? Un Lucano amaro? Che volete? Cattiveria no, ma forza Siviglia. Ancora, con la G, ancora. Punizione, la batte l'ex Banega sul pallone. Siamo in fase offensiva, a pochi metri dall'area. Parte Banega. Uh! Andanovic la salva, però non c'è tempo per il calcio d'angolo. Finisce qui il primo tempo. Ocampos ci ha provato, ma bene la reazione di Andanovic. Niente, voglio 1-1. L'anno prossimo, sì, siamo noi in Europa League l'anno prossimo. Magari, Rino, chi lo sa. Se volesse a Maron. Eh sì, Andrea, si vede sì che tifi Napoli. E come no? Bene, se mio fratello partenopeo, Andrea, grande. Voglio fine primo tempo, tutti a bere, senta a me, tutti a bere un caffè caldo, non un tè caldo, se è stato a calcio muore se ti bevo un tè caldo, c'è proprio schiatto. Devi pigliare un caffè, pigliati un caffè fresco, è meglio, un caffè shakkerato. Ma Banega sì, è ex Inter, Rino. Ci ha giocato qualche stagione fa, non mi ricordo, un paio di... anche, se, anche 3 o 4 stagioni fa, dai. Ti ricordo che l'Inter in Europa League perché non ha passato il primo turno di Champions. Come non ha passato il primo turno di Champions? Sedicenne, Giulio, scusa. L'Inter l'anno prossimo è in Champions, non è in Europa League. No, l'Inter l'anno prossimo fa la Champions. In Champions ci sono praticamente chi aspetta, buonanotte, buonanotte. C'è la Juventus, c'è la Lazio, c'è l'Inter e c'è l'Atalanta in Champions League. Napoli, Roma e Milan in Europa League. Ovviamente il Milan farà i preliminari. Me lo ricordo, la nostra finale, no, la semifinale col Dnipro, me la ricordo e come. Ero stato al San Paolo a vederla io. Sicché, Giulio, certo, ti ricordo che l'Inter in Europa... Ho letto già, dimmi te come si fa a perdere col Dnipro, mamma mia. Ma quella è stata una partita, Andrea, dove ce l'hanno rubata, se vi ricordate bene. Rino, bravo, giusto un caffè, vado a prepararlo. Grande Rino. Ci vuole un caffè, ci vuole la tazza delle caffè. Amici, partita bellissima, sì, molto bella. 4 gol in mezz'ora. Che volete di più, ragazzi? Gabriele è arrivata terza nel girone di Champions. Sì, nel girone di Champions l'Inter. Sì, 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 e poi è andato in Europa League. Però che c'entra questo? L'anno prossimo rifà la Champions l'Inter. Rino, Giulio dice che è uscita dai gironi. Sì, è uscita dai gironi l'Inter, è vero, era in Champions e poi è uscita dai gironi. Noi andiamo diretti in Europa League l'anno prossimo, siamo diretti in Europa League. Andrea Stefanelli c'è la simpatica Atalanta. In Champions sì, c'è l'Atalanta. C'è. Giulio, l'Inter arriverà.
arriva dalla Champions quest'anno e retrocessa nel capire, semifinale mancate. Intanto ragazzi vi dico che il top donatore resta sempre Gabriele Dell'Omo con 2 euro donati. Se volete fare una piccola donazione io la prendo volentieri, mi offrite un caffè quello che volete, dato che siamo fermi e niente. Poi quando potrò con questa applicazione potrò aggiornare pure tutto quello che posso aggiornare lo farò. Ora piano piano, se mi date una mano a crescere, piano piano si fa tutto, si migliora tutto. L'Inter arriva dalla Champions questa in Europa League, non hai capito? Sì, l'ho capito e come. Cioè, era in Champions e retrocessi in Europa League, è normale. Facendo il terzo posto in Champions vai in Europa League e quello ha fatto l'Inter, l'ho capito questa. Sì, in finale mancata, proprio perché siamo usciti fuori col Dnipro, quella squadra ucraina, che poi è fallita pure, vi rendete conto? Era pure fallita. Secondo me Barella prende rosso, ma vediamo. Mastrangelo è a 4.500 euro. Madonna. E che è? Beato lui. Che vi devo dire? Se me le offre a me 4.500 euro mi fanno andare in ferie, mi fanno andare. Magari fosse... Vi porto io Osimhen, ve lo porto io a casa vostra, fa pure il foto insieme a Isco. Poi. Amici, 4-2 per il Pordenone secondo me. Per il Pordenone. Pordenone, ma che è? Il Napoli di solito fatica più in Europa League che in Champions, lo so, ma Giulio ti devo dire anche una cosa. Ti ricordi l'eliminazione che abbiamo avuto con il Lipsia? Quella ci fu anche perché il Napoli in quell'anno lì puntava al campionato, capito? Tante volte ha snobbato proprio l'Europa League per andare a giocarsi il campionato. Poi, a parte con l'Arsenal che lì veramente siamo andati fuori noi, non c'eravamo proprio. E col Dnipro c'è stata rubata la partita. Secondo me vanno ai rigori, dice Jack. E come ho detto io, il mio pronostico era 1-1 oppure 2-2, ma 2-2 già ci sono, capaci fanno pure 3-3. E avevo detto che la partita poi si decideva ai rigori o ai supplementari. Ci siamo, però c'è ancora un tempo da vedere. Ci siamo al primo tempo. Fosse finita così, ai, dice Jack l'africana. Io, buonanotte. Aspetta che mi abbassa. Un po' di relax, voglio perché sto stanco. Però comunque sto sempre con voi, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Godin ha pareggiato la partita 2-1, si era messa male, si era messa. 4.500 euro, vai giù, mamma mia, Carmen. Ma a me mi abbassano pure 500 euro, sono felice. Ma anche 100 euro in questo momento, dai. Eh, Jack, tipo Siviglia. Mia, amo bene, ancora Siviglia. Giuro, con il Dnipro uscimmo con un gol in fuorigioco, me lo ricordo, sì, a San Paolo, che Mariulo, mamma mia. A tempi c'era Platini che faceva le tuffe, cioè, mette un Juventino nella UEFA, cioè faciliti le cose, già sappiamo, non ne voglio parlare però. Lukaku, guarda là, mamma mia che gol ha fatto Lukaku, di strapotenza. E Carlo Le Patatine va a fare il calcio di rigore. San Carlo Le Patatine Junior qua, che cacchio è. Guarda là. Sì, ma bruttissimo. Proprio con la tacchettata sul piede. Ragazzi, secondo voi chi vince? Scrivetemi secondo voi chi vince. Fatemelo ora il pronostico, dato che siamo all'intervallo. E sono proprio 2-2, cioè come se fosse cominciata ora. Che voglio il pronostico finale del risultato. Chi vince secondo voi? Chi vince secondo voi, Wagyu? Ora è tosta perché Siviglia è una squadra, l'avete visto come gioca, mamma mia. Però l'Inter, cioè, l'Inter può far male, vi ripeto, può far male a questo Siviglia perché
In difesa non è così forte. Rino dice vince il Siviglia. Amici 8-2 per il Pordenone. Che cacchio è 8-2 per il Pordenone? Cioè, ai rigori. Ah, dice Rino vince il Siviglia ai rigori. Jack l'Africano Siviglia ai rigori 7-6. Gabriele Dell'Uomo secondo me vince l'Inter 3-2 supplementari. Ma buono questo, dai. 3-2 per l'Inter supplementare sarei contento. Perché comunque è una squadra italiana e vince il trofeo. L'unico che dice che vince l'Inter. Oh. Dai, voglio dire anche io che vince l'Inter. Che vince anche secondo me vince ai supplementari. Però io vi dico che vince ai supplementari addirittura 4-3. Giulio, certo, ma Strangelo ogni tanto gli donano un euro, non dite balle. Ah, no, ma io l'ho visto, io devo dire la verità, anch'io sono andato a facciarmi ogni tanto, cioè almeno 600-700 euro l'ho visto prendere in una live, cioè, è vero capisce di calcio, ma che cavolo, anch'io capisco di calcio. Gabriele non credo facciano i supplementari. No, li fanno, Rino, li fanno. Mi sono formato, ho visto su internet e tutto. Fanno supplementari primo e secondo tempo, in caso di pareggio. Le finali sì, li fanno, Rino. Amici, vinciamo l'Europa League il prossimo anno. Magari fosse a Maron con i gol di Mario Rui. Ti immagino, oppure di Sai, se gioca sempre. Di rovesciata, i Sai di rovesciata, sarebbe più belle che le Mario Rui. Segnano entrambi nella finale, mamma mia. Gabriele Dell'Ombo, ah è vero, non ho detto dei supplementari, infatti Gabriele, ci sono pure i supplementari. Candy, Francesco, anch'io dico vince l'Inter. Meno male. Sì, ci sono, Rino, ci sono. Nelle finali ci sono, l'hanno messi. Sia la finale di Europa League che di Champions. Na, 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 na. Spara a Yacht, spara a Yacht. Allora, Rino, sì. No, pensavo che come nelle ultime partite. No, la finale c'è, ci sono. E la finale ci sono. Hanno miso. Cioè, hanno miso a facile. E fanno a Ciro, povero guagliù. Con sto caldo poi. Secondo me sono donazioni fasulle, come quelle di Asso di Roma. Che fanno? Si donano i soldi da solo. Cioè, bello proprio. Che soddisfazione. Cioè, proprio per imbrogliare la gente. Io non mi piace queste cose, voglio. Mici, miau, Miciu, Inter 4-2. Allora, l'Inter 4-2. Magari, però io la vedo difficile. Siviglia non penso che va a perdere 4-2. Difficile, eh. Poi tutto può succedere, eh. Ma tu e Ghiotto da quando vi conoscete? Quando sono stato a Roma a calcetto? Chi sa ricorda? L'anno scorso? Ah? Un anno allora. È un anno scorso, sì. È un anno che conosco a Ghiottone, la mia ghiottuna. Io lo chiamo la mia ghiottuna. Ghiottuna. Jack l'Africano, secondo me fanno 2-2 e vanno ai rigori, se no fanno 3-3 con gol di Lukaku e Ocampos. Ci sta. Giuro, certe sì, per farsi pubblicità. Ah, addirittura. Bello. Vabbè. Che devo dire, voglio. Che devo dire, voglio. Comunque, se volete fare una piccola donazione a Napulella, invece, se la volete fare, ci sta il link in descrizione. Donate, donate in me, donate a me, donate che vi pare. Allora, giuro certo, sì, sì, grazie. Amici, segna da broso di Scorpione. Fu Scorpione. E se poi lui è Sagittario? Che ne sai? Battuta triste, saggio, però lo so. Ragazzi, condividete la live, grazie. France, hai letto delle ultime notizie di mercato? KK va via, Gabriel le dicono che è molto forte, ma le cose si sono complicate in un po', lo so. Quello l'avevo sentito di Gabriel e anche di Koulibaly che va al City, verso il Manchester City. Purtroppo facciamo meno di Koulibaly. Ho sentito anche voce addirittura Rino. Sì, ci sta
la cessione di Koulibaly, va bene, perché ce l'aspettavamo che dopo un tot d'anni Koulibaly andasse via e tutt'altro. Però se cedi Koulibaly non mi puoi cedere anche Maximovic. Cioè, faresti un errore, ma non grave, gravissimo, perché a questo punto ti vai a cedere due top della difesa che hai, che ti garantiscano sicurezza, te li vai a cedere tutte e due, allora sei proprio scemo, cioè, ma con la S maiuscola sì, o uno o l'altro, non tutte e due. Uno devi cedere. A sto punto io cederei più Koulibaly perché tanto Koulibaly ormai ha un prezzo di mercato alto, comunque con i soldi di Koulibaly gestisci un po' la rosa, no? E Maximovic l'abbiamo visto, si è integrato nel Napoli. Perché venderlo proprio ora che si è integrato nel Napoli? Cioè, proprio dove ce l'ha il cervello? Cioè, ti è sceso proprio a terra, cioè. Gol di Strizzolo per il Pordenone. Strizzolo. Poi ci sono voci su Meret, ho sentito sempre di una contropartita. Cioè, ma perché? Ma perché? Perché non farlo giocare titolare e dargli fiducia? Perché? Ma, ma questi stanno dando i numeri. Amici, non mi puoi copiare le battute. Eh, Koulibaly hanno detto che lo vuole la Juve. No, alla Juve no. È meglio che va al City, ma alla Juve non ci deve andare per niente, se no va a Juve una notte. Cioè facciamo Scioccarosa viva Agnese, facciamo. Rino Nair, ecco, bravo. La cessione di Maximovic proprio non la capisco. Infatti, Rino, cioè, ora ha cominciato a integrarsi, a trovare continuità, a trovare l'equilibrio giusto fra lui e Manolas. Cioè, fa una bella difesa. Che fai tu? Vai a levare? Non capisci un bip proprio. Ha segnato Camilo quando? Ieri sera, sì. Buonanotte. Amici, KK, no. No, ma no, ma manca i cani. Gabriele, la Juve non ha tutta questa disponibilità, ma speriamo che i soldi ce l'ha Rino, se vuole lo prende, ma io non penso che anche Koulibaly faccia una cosa del genere, veramente. Se no, dai. Poi sai, nel calcio di oggi tutto può succedere, eh. Ciano verso il Napoli, che ce l'abbiamo a fare Ciano? Ciano Ciano, che ce l'abbiamo a fare Ciano Ciano? Va piano piano. Ci stai attaccando forte. Noi teniamo Osimen. Diamo fiducia a questo ragazzo, dai. C'ha 21 anni, c'ha le qualità, speriamo faccia bene, dai. Hai letto il bilancio quest'anno? Siamo gli unici ad avere un bilancio in attivo. Ma il Napoli sempre, Rino, il Napoli ha sempre avuto. Perché De Laurentiis, se vogliamo guardare il lato positivo del nostro presidente, è che è molto attento al bilancio, ha sempre tenuto il bilancio in positivo, sempre. Infatti questa cosa qui è una cosa bella, no? Diciamo da parte del presidente. Poi, se vuoi guardare il lato negativo, è che fa che queste stronzate, che vende giocatori che si sono integrati bene e li va a vendere. Cioè, una volta che ce l'hai in rosa e ti fanno bene, perché venderli? Non lo capisco. Sono cose che non condivido e non capisco. Queste cose qui. Jack l'Africano, secondo me, Koulibaly va al City, Napoli compra Gabriel Paulista dal Valencia. Vediamo, dai, vediamo. Una cosa a volta. Ora guardiamo questa finale. È cominciato il secondo tempo. L'operazione CR7 di Cirino ha pensato parecchio sui bilanci. Ha pensato parecchio, sì, però Rino devi pensare anche che CR7 ha portato tanto marketing alla Juventus, capito? Le maglie vendute, le pubblicità di Adidas, quello, quell'altro, sai quanti soldi ha portato alla Juventus? L'ha fatti recuperare tutti quanti quei soldi lì. Sì, pensavano di vincere la Champions, ma poi l'hanno presa. Mm. La vinceranno l'anno prossimo, come tutti gli anni. Ah. Allora, 46esimo, secondo tempo, Colonia, Siviglia-Inter, finale di Europa League, con Napoli in coppa di pane, e o Siviglia e l'Inter in mezzo campo. Ah. Allora, rimessa laterale per Siviglia, allontana Gagliardini, dove ha tirato quell'altro? Jordan mira proprio il cartello dell'Europa League, bravo. A vince, però la devi prendere in saccoccia. Come dice mio suocero, in saccoccia te la devi prendere. Pigliatela in saccoccia. Osimhen, 24 gol in campionato, però come si spiegano i debiti? Sì, quello sì.
Cioè, pesano 30 milioni, quello è vero, c'è le 7 su soldi, però la Juventus li fa i soldi, la Juventus li fa i soldi, ce l'ha i soldi da buttare, Agnelli là. Ancora Siviglia, però, fallo su Gagliardini, chi è Chis? Jordan, sì, punizione. Siamo 2-2 ragazzi, vi ricordo siamo 2-2, secondo minuto del secondo tempo, appunto siamo al 47esimo, sempre 2-2. Al quarto minuto apre le danze Lukaku, poi risponde all'11esimo, al 32esimo De Jong, Barbie e poi la pareggia a fine primo tempo, quasi al 35esimo dopo 3 minuti al gol del Siviglia, Godin di testa, di capa, di capoccia. Ma come vai la Champions League tu non la vinci mai, eh? La Juve non è abituata, capite? È abituata allo scudettino. No, intendo la Juve, l'Nintendo, la Wii, la PlayStation, non vince niente. Ma amici, Insigne 11 gol in campionato, poco, sì, sono pochi. Mi aspetto di più l'anno prossimo. Vai, e mi aspetto anche di più da Lozano se resta, specialmente da Lozano. Fallo per l'Inter, ha trattenuto Barella. Barella un'altra grande prestazione oggi, eh. Gioca bene Barella, mamma mia, guarda lì. È trattenuto Barella da chi? Da Carlo Le Patatine ancora? No, chi era chi là? Di Giordana una volta. Ora il Siviglia c'ha due o tre giocatori ammoniti, c'ha Don Carlos, c'ha Jordan e c'ha quell'altro, chi è Banega. Anche Siviglia deve stare attenta a Rossi, cartellini rossi, mica solo l'Inter come avevate detto voi che Barella c'ha il giallo. Svegliarsi la mattina, gli sai 400, ma lui 100, sì, fanno 1000 gol a testa. Voglio, ma che stai dicendo? Miciu Mau, cioè veramente le butti così. E poi Barella fa sempre comodo, a Barella sì, perché quando ti fai male ti portano fuori, cioè, è comodo sì a Barella. Ammaro Carmine. Lopeteghi che urla Usiviglia, la bambolina assassina Usiviglia, lo scudettino a gennaio con il portafoglio pieno zeppo di bigliettoni per gli arbitri. Poi addirittura vediamo questa partita, come andrà a finire. 2-2 primo tempo, siamo al 50esimo, ci sono 40 minuti di gioco. Chi se arrivano a fine rigore e calcio a dormire tutto quanto. Non mi manco un po' di pane, non c'è miseria. Esatto. Banega, palla a piede, a morto Barella. Barella, veramente gli serve una barella a Barella per fare il paragone. Vabbè. Banega, ancora tu, Banega, attenzione Rus, Banega, io l'ho detto, e quelli del Siviglia, Don Carlo Patatini ha fatto un brutto fallo, e stato a corto Patatina, che te ne torni nel bar, tu. Te ne torni al bar, viene espulso, stato a corto. Voglio, condividete la live, voglio, mamma mia, Carmine, siamo diventati due gatti qua. Ma che è? Oh, mamma mia, l'Inter vicino al 3-2, ragazzi. Zitti. L'Inter è vicino a tu. Brozovic. Bastoni. Brozovic, ancora. Fallo però su Bastoni, chi è? Su Gagliardini, brutto fallo su Gagliardini. Ora non ho visto chi è. Attenzione perché ci sono 3 giocatori ammoniti per il Siviglia. Ma l'arbitro dice che si può giocare. Chi era?
non ha fatto vedere chi è. L'occasione era di Lautaro, ma molto bene con Koundé. Poi Gagliardini tira e molto bene patatine. Stavolta Don Carlos ha fatto una bella chiusura sul tiro di Gagliardini. Bastoni, bel lancio lungo, però Pesche va fuori, dai, fuori. Rimessa laterale in zona difensiva per il Siviglia. Reguilon sul pallone. Siamo rimasti in tre yacht. Rino, io, Gabriele e te, Rino. Mamma mia. Andiamo, voglio, dai, trasita. Lasciate un like, iscrizione al canale, condividete. Pure a casa, pure in due cinema, pure su Facebook, su Instagram, su WhatsApp. Duliet. Basta. Io e gli abbonamenti siamo rimasti. E gli abbonati siamo rimasti. Bene. Allora, Navas, attenzione Navas, cross in mezzo, Banega ancora, Reguilon, Navas, attenzione a Siviglia, cross in mezzo, Suso sul pallone, recuperato dall'Inter, Barella, voleva ripartire ma non è ripartito, palla a Siviglia, Banega, lancio lungo a Pescaro Campos, attenzione, mamma mia Campos, attenzione. Mamma mia, Siviglia fa paura quando c'ha palla fra i piedi, Batte un colpo, Blum, a tirare proprio a Bulling, Rino. Suso, ai, tiro, ma c'è Godin sulla traiettoria. Ora è Siviglia che attacca, l'Inter è schiacciato indietro, ma punizione in fase offensiva da parte di Fernando, che ammazza ancora una volta Gagliardini. Due a 2 al 53esimo, la finale Siviglia-Inter di Europa League. Ovviamente, se non l'avete capito, è Europa League. Ashley Young. Lautaro. Fallo, brutto fallo da parte di Bastoni, ma Bastoni era già ammonito. No, ha ammonito anche Bastoni. Attenzione qui, perché Bastoni, un difensore ammonito è sempre brutto, Bastoni ammonito, attenzione. Ci sta il fallo, sì. È pure l'ammonizione, è andato dietro. Devono stare attenti in difesa, L'ammonizione in difesa è sempre brutta cosa, brutta bestia. Sciuto pazzo, mamma. Koundé, ancora la difesa del Siviglia, palla a Navas, Suso, Reguilon, ancora lancio lungo da parte dei difensori, a pescare Banega, in regia Banega che trova il lancio lungo ma non pesca Campos, pesca Bastoni per Barella circondato ma la butta benissimo a Ashley Young, indietro per Bastoni ad Andanovic, però l'ho visto il fallo, non era poi così brutto. Lo so. L'ha dato il giallo uguale. Koundé recupera palla a Siviglia, va a centrocampo, ma ci sono maglie solo dell'Inter, recupera ancora l'Inter. Ora c'è un po' di confusione fra le due squadre a centrocampo, che si regalano pallone una con l'altra. Palla da Koundé, ancora Siviglia indietro che va dalle parti del portiere, ancora da Koundé da Navas lancio lungo a Pescaro Campos, ancora Siviglia ancora un lancio lungo a pescare l'altra fascia, attenzione Reguilon ancora, attenzione Reguilon, essendo della rete, ha provato un tiro dalla sua fascia. Francia, ma la stai seguendo su Sky? Sì, Rino, sono su Sky, sì. Te dove la vedi, Rino? La vedi sulla Rai? La fanno vedere Rai? Penso di sì, a regola una finale. Io sono su Sky, sì.
perché mi piace vederla su Sky. I telecronisti mi piacciono di più. Chi li la Rai mi fanno a dormire, già sono stanco, poi ti fanno a dormire chi la Gabriele Dell'Olmo, cosa ne pensi di Asamoah Crotone? È un ottimo acquisto, perché giocatore di esperienza, sappiamo, ha giocato all'Inter, alla Juve, è una squadra che neopromossa può far più che bene. Palla per De Vrij, da Godin, da Inter, vai! Vai! Uscito pazzo, voglio, ma ti ha fatto scipare. Sull'8, su TV8, ok. Ok, bene, bene. Bastoni. Lancio lungo ancora di Bastoni. Questa volta sembra anticipato, ma prende palla Brozovic. La porta in avanti. Lukaku fa l'1-2 per D'Ambrosio, pallone lungo, ma riesce a prendere a calcio d'angolo per l'Inter. Reguilon chiude in calcio d'angolo. L'Inter che ci prova, ragazzi. Calcio d'angolo per l'Inter, siamo al 57esimo. L'Inter 2, Siviglia 2. 57esimo. Dalla bandierina, chi va? Chi va, ragazzi? Si sente che arriva un bel po' dopo. Ok. Young. Tira Young, però tira sopra la traversa. Bel tiro di Young, ci ha provato, però fuori. Dice Rino, generalmente sono io che porto ritardo, ora sono io. Perché la Rai va avanti alla Sky? Boh, non lo sapevo. Sapevo? La Rai porta in avanti rispetto a Sky, strano. Può essere? Che numero è la Rai? 5001. Che è? Di solito dove la fanno vedere? Mo la partita? No, TV8, vabbè. Non c'è casino. Shoot Paz. Ragazzi, siamo usciti pazzi. Gagliardini, il gagliardetto, bastoni, il gagliardetto, il bastone. Dice sta qua. Brozovic. Lancio lungo, fa un lancio lungo. Buonanotte, Brozovic si è dormito con il pallone tra i piedi. Ora stanno lì a palleggiare, siamo al 59esimo. Gagliardini, Brozovic, da De Vrij, non è la Rai, è la del TV8, sì, scusate ragazzi. Pallone fra le mani del portiere di Siviglia, lancio lungo con le mani, a pescare proprio Banega in regia, è costretto a far fallo l'Inter, perché sennò Banega dava il pallone pericoloso. Punizione, Conte sta piangendo, cominciano le lacrime agli agghianti. Allora, Ocampos per Banega, da Don Carlos, patatine. Navas, Ocampos, Suso indietro, verso Koundé avanza, oltre la metà campo, ancora Koundé prova a sfidare la difesa dell'Inter, allarga per Navas, cross in mezzo, Godin a lanciarla fuori, ancora Bastoni, rimessa laterale per il Siviglia, in fase offensiva, pericoloso il Siviglia. Ancora Ocampo, Suso, cross in mezzo, brutto, e ancora De Vrij a spazzare. Ora è il Siviglia che mette alle corde l'Inter. Ocampos, tiro in porta, però fuori dalla portata della porta. Niente, rimessa dal fondo per l'Inter. Kunde, sta chiagnendo. Ocampos ha tirato fuori Ocampos. È una battuta triste, lo so, però già fa. Intanto l'Inter fa scardare Eriksen, ora entra pure Eriksen, giocatore di qualità che serve all'Inter secondo me, fa la differenza, un giocatore che conosce bene l'Europa, giocando col Tottenham, Champions League e Europa League stessa. Allora, palla per l'Inter a metà campo, però fallo di D'Ambrosio, ancora una volta su Reguilon, mi sembra, o no? D'Ambrosio. Conte sembra che
sia capitato qualcosa di brutto, pure quando vince sembra sempre triste. Mamma mia, sembra che la faccia chiagnere, mamma, che è successo? Sì, pure quando vince, veramente è scandaloso, eh. Mamma mia. È uscito pazzo Conte, è uscito pazzo, mamma. Boh, boh. È uscito pazzo. No, è uscito pazzo. Spiazze per Conte, spiazze, ma spiazze lo fa Simone Inzaghi, ora gliel'ha impettato pure a Conte, il Conte Dracula, sciuto pazzo, spiazze, mi spiace Conte, mi spiace, sai già che non piangere a mamma, la vuoi vincere l'Europa League, non piangere perché se piangi significa che non la vinci, Merutti scatola Conte, ah. 62esimo ragazzi, 2 a 2. Mamma ro Carmen, mamma. Oh, punizione, oh. Punizione su chi è? Barella. E intanto ci sta Ocamp, Os che ha fatto male ad Ambrosio, punizione. Prima che succede, palla da De Vrij, ancora Bastoni, Bastoni, Bastoni avanza, pallone per Gagliardini. Gagliardini va alle parti di chi è? Ashley Young, De Vrij, Godin, Barella, Godin, Bastoni, Gagliardini, siamo a metà campo. Gagliardini prova il lancio, ma pesca Koundé direttamente. Cioè, ma che fai, eh? Navas, chi è quest'altro? Ah, sembra Don Carlos. Navas, lancio a pescare Jordan si gira col pallone tra i piedi, la butta per Fernando a pescare Banega, no, Navas, il capitano va, Navas, palla al piede, attenzione, grande chiusura di De Vrij, bellissima, Brozovic, indietro da Andanovic, per Bastoni, Bastoni, c'è la palla tra i bastoni, veramente. Andanovic lancio lungo a pescare Lautaro, Inter in difficoltà, però in qualche modo riesce ad allontanare. Ancora schiacciata dietro, ancora Siviglia, ma ancora Gagliardini a spazzare. Bel pallone contropiede Lukaku a temperatura col portiere Lukaku, mamma mia, il portiere del Siviglia salva il clamoroso 3-2 in contropiede, mamma mia, al 64. Mamma mia, ha avuto la palla del 3-2 l'Inter. Da un rimballo fortunato, eh. Cioè, mamma mia, si è ritrovata in porta l'Inter. Suso. La partita come può cambiare da un momento a un altro, voglio. Cioè, attacca una squadra e può fare gol pure quell'altra, cioè è così. Il calcio è così. Suso, perché può darsi anche che ora il Siviglia attacca tutta la partita, arriva un contropiede del leader e fa gol. È così, il calcio. Comunque era fuori gioco, sì, era fuori gioco. Giusto Rino, bravo, era fuori gioco. Ha fatto continuare l'azione, ma era fuori gioco, c'era fuori gioco. Bravo Rino che ha notato che era fuori gioco. Mamma mia. Conte piangeva, ha detto no, Romelu, no, come fai a sbagliare? Mamma, perché? Ciao Fredes, buonasera, ciao amico mio, da quanto tempo? Sei vivo, eh? Cioè, capisco che non eri in condizione visto la tua spalla che fine ha fatto. Dispiace pure perché conoscendo te che sei una brava persona, mi fa sempre piacere che vieni in live, dai, e lasci un bel like, stai con noi, mi dai il tuo pensiero, mi dici secondo te chi passa fra Siviglia e Inter. Secondo te, Freses, chi vince questa coppa? Chi la vince la coppa? Voglio sapere anche da te, dai. Godin, Barella se ne va in Barella, no, a parte scherzi. Gagliardini era partito prima della linea del centrocampo, infatti Rino. La Freses è un mostro.
L'unico che si salva della spalla era Petagna. Ma l'avete sentita la notizia, ragazzi? Petagna è positivo al coronavirus. L'avevate sentita? Mamma mia, questo è un macello. Poi ho sentito anche un ragazzo di 19 anni qui in Toscana, livornese, positivo al coronavirus. Cioè, un'altra volta da capo qua, così pazzo. Bella Freses. Ma tutti, ma per colpa ci credo di tutti questi assemblamenti qua. Un macello. Maronna, spero che dalle vostre parti è più tranquilla la cosa, però boh. Petagna lo vendiamo subito, Andrea, mamma mia. Contropartita capace. Ma sta bene, sì, quello sì. Però comunque che te posso dire, è positivo, risulta positivo. Gagliardini, ai ai ai, Lukaku allarga ma dove è in fuorigioco mi sa, D'Ambrosio. No, non è in fuorigioco, dai, l'ha ripresa. Gabriele sì, l'ho sentita. Ah. Gagliardini, 68esimo, ragazzi, sempre 2-2, la partita non si sblocca. Brozovic, pallone fuori. E io che avevo detto, ragazzi, pronostico un'altra volta. Avevo detto 1-1, 2-2 e poi supplementare un rigore. Per ora, anche oggi, cioè, ma che è? Se le giocassi tutte, cioè, avevo detto 1-1, 2-2. Quando io dico i pronostici spensierato, senza andare a vedere le quote o tutt'altro, c'è azzecco sempre. Cioè, anche oggi 2-2. Mamma mia. Cioè, ho detto 1-1, 2-2, 2-2. Cioè Napoli, ma che è? Ma che è? Perché ci azzecchi? Napoli, ma perché? Spero che qualcuno l'ha giocato quando mi ha sentito. Sono pochi ricoverati. Ah. Petagna lo riportiamo a Bergamo. Andrea. Intanto chi è? Ocampos ha problemi fisici. Problema alla gamba, sì, alla coscia. Per Ocampos, steso a terra, c'ha qualcosa alla gamba? Boh, vediamo. Sì, sì, infatti entra Munir. Dispiace per la persona, per Ocampos, ma bene per l'Inter nel fattore campo perché Ocampos ha più qualità di Munir. Entrando Munir, cioè è meglio per l'Inter, no? Che ovviamente cala di qualità perché mette un giocatore come Munir che non è lo stesso di Ocampos. Ormai il virus non ha più aggressività che aveva qualche mese fa, meno male, dai, meno male. Speriamo che va a passare sta cosa, dai, perché non se ne può più, voglio. Non se ne vuole proprio più. Intanto siamo al 70esimo, a 20 minuti dalla fine, però ci sarà di sicuro un bel recupero, un bel minutaggio di recupero, almeno 4-5 minuti per tutto il tempo perso, dai. Ci saranno. Il Siviglia ha vinto tanta Europa League, difficile che la molla, lo so. Ne ha vinte dal 2006 al 2016, 5 Europa League, ragazzi. Dal 2006 al 2016. Cioè fino a oggi, mettiamo, sono 14 anni. Ha vinto 5 Europa League in 14 anni. Cioè, cosa impressionante, del Siviglia. Mamma mia. Una media circa un anno e mezzo ogni anno e mezzo in Europa League ha vinto. Cioè, è impressionante. Shoot Paz, mamma. Speriamo non ritorni inverno, virus. Quello è il problema, perché col caldo... Io ho sentito tante cose che con il caldo l'ammazza un po', no? Ora non so se è veritiera sta cosa. E poi con l'inverno ritornava a rompere il palpo. Bisogna vedere, dai. Solo i fatti se si saprà che cosa succederà in avanti e tutto. Con i fatti. E gli insegnanti statali che non hanno voglia di lavorare, cioè come fanno? Cioè, mamma mia. Voglio. Cioè loro non hanno voglia di lavorare, che ho dito, voglio. E io pure vado a lavorare tutti i giorni, cioè pure lo sabato fatica. Però vado a lavorare perché c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno perché
senza lavoro, voglio, non si cambiano messa. La sacca chiagna e non vai da nessuna parte. La vita migliore te la costruisci andando a lavorare, se non lavori, la voglio a fu pezzente. Tutto rispetto, però è così. Cross di Ashley Young, mamma mia! Erano quattro a saltare dell'Inter, il portiere l'ha lanciato con i pugni in avanti. Mamma mia, se arrivava in testa un giocatore era gol sicuro. In Italia potrebbe non essere, Tresis dice, in Italia potrebbe non essere più aggressivo, ma il problema è nel resto del mondo. Qui ti ricordi ci prendevano tutti in giro, Italia coronavirus, facevano la pizza, che lì e che là, a destra e a sinistra. Ora qui la cosa si è tranquillizzata perché comunque i medici nostri, diciamo, sono molto più bravi, molto più organizzati rispetto all'estero, no? Anche perché qui hanno fatto più tamponi rispetto alle altre parti. Sono riusciti a vedere subito il problema, cioè muoversi prima, no? Mentre all'estero ora sta venendo fuori tutto questo casino, è venuto dopo di noi, no? Rino, sì, sì, Cad distrugge il virus in pochi minuti. Ah, bene. Adesso Panella hai fatto ferie? Cioè io, le ferie, che ho fatto? Sono stato a casa, dove siamo andati? Da nessuna parte siamo andati, ragazzi. Con sto virus al giro dove vai? Nemmeno a Napoli sono andato. La campagna acquisti del Napoli non mi piace. Anche a me, devo dire la verità, a parte Osimhen non è che mi sta piacendo. Cioè, sento solo voci negative su quelli che vuole vendere, cioè mi stanno deludendo. Sì, sì Freses, ma il resto del mondo è arrivato dopo. Infatti, Freses no, ma già ce l'avevano come noi, soltanto che non hanno fatto i tamponi, secondo me, pure questa cosa qui. Mentre in Italia c'è stato più controllo, capito? Eh, 3-2 per il Siviglia. Mamma mia, il 73esimo. No, dai, così no. Che gol. In America la vedo molto. Mamma mia, così no. Chi ha segnato? No, Lukaku autorevole, poi te. Sì, autorete di Lukaku. Come scrivo? Out. Out. Autorete di Lukaku, ragazzi. Mamma mia. 3-2 Siviglia. Che minuto siamo? Si mette male per l'Inter, mancano 15 minuti. Out. Se lo scrivo, out. No, autorete. Out. Che colore? Lukaku al 75. 75esimo, Lukaku si è fatto male sull'inda porta. Top player Lukaku oggi ha fatto pure l'autoreta, faccio Lukaku. Ai 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 ai, l'Inter, ai 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 ai. Dopo aver fatto col fare autorete, ai 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 ai. Romeo Lukaku, ai 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 ai. Cosa mi combini? Reazione dell'Inter la vedremo o finirà così, ragazzi? Mamma mia, come la... Ciao. Ciao Sara, ti saluta Rino. Ciao Dio! Sono arrabbiata, dice Candy. Aveva tanta voglia di segnare. Lukaku, sì, nella porta propria si fa gol. Prima fa gol di là, poi si fa gol nella sua propria porta. Cioè. Candy sono arrabbiata, cioè, pure a me mi dispiace. Come fare, dai? Cioè, gol stupido, stupido proprio.
Intanto il Mudo Vasquez al 76esimo sta per entrare per il Siviglia. Dai, voglio la reazione, dai ragazzi, su. Dai Inter, su. Ma che cavolo. Non potete perderla così. Mamma, è uscito pazzo. Gira male, ragazzi, gira male per l'Inter. Gira male per l'Inter, gira male per l'Inter, gira male per l'Inter. Mannaggia Marin. Candy nella live sono up, sono hanno up. Non ho capito niente. Eh, deve farlo subito l'Inter, infatti, ma manca poco, manca 12 minuti, ci sarà un lungo recupero, di sicuro 4-5 minuti, però se non deve segnare prima dei minuti di recupero, perché poi nei minuti di recupero il Siviglia perde tempo, capito? Deve farlo prima il gol, cioè in 10 minuti deve fare gol l'Inter, se no è messo nella C, nella K, nel vero senso. Attenzione a Siviglia ora, eh. Mannaggia a Marina, Giovanni, mannaggia la Marina veramente. Gabriele dell'Uomo, mo entra Eriksen. Sì, dovrebbe entrare Eriksen. Intanto è entrato Alex Sanchez. L'Inter ci prova, è entrato il Nino Meraviglia. 3-3 al 90esimo, speriamo ragazzi, dai, io non voglio che perde l'Inter, dai. Era l'unica italiana che poteva vincere, però. Ai ai ai, brutto fallo di chi? Barella? No, 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 si è accasciato lui a terra, sembrava più brutto, ma è Vasquez che ha fatto Mario Merola, cioè le finte. Cioè si è buttato proprio a terra, ha fatto finte che morì. Invece fallo normale, piede alto, sì, ma non ammonizione. Ci vorrebbe un bel contropiede per il 4-2. No, ma perché? Speriamo un 3-3. Brutta punizione da fuori area per il Siviglia. Batte Banega. Kunde di testa però fuori dalla porta, cioè alta. Kunde sta piangendo, ha le lacrime agli occhi, ha la faccia agghiaggiante, veramente. Attenzione a Bastoni dall'area. 3-2 ragazzi, Lukaku oggi gol e autogol. Secondo me se l'Inter si sbilancia per cercare il gol c'è il rischio che ne prende un altro, bisogna stare attenti, infatti. Dai, voglio vedere i supplementari, dai Inter, dai, su, facci sto gol, dai Young. Barella, De Frey, il Siviglia è tosto, mamma mia. Pastoni, De Frey, Godin, no, Brozovic. Ah, Brozovic, ma che cacchio combini? Meno male ha sbagliato pure Siviglia, ma meno male Reguilon ha sbagliato, se l'è portata fuori. Conte gne 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 gne. Conte fa Lopeteghi incavolato. Va all'Inter, Bastoni, per Young, Barella, Eriksen. Bel pallone per Young. Bello! Mamma mia! Eriksen, bel pallone di ritorno, ma Madonna, poco ci manca. Ora l'Inter, vai! 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 Madonna, che ha salvato il Siviglia! Che ha salvato il Siviglia! Ragazzi, mamma mia! Come l'hanno salvata? Ma c'era fuori gioco? No, fallo sul difensore. Dice l'arbitro che recupererà. Che dice? Spiace per Lukaku che aveva tanta voglia di segnare. Gabriele, Giovanni Romanelli. Sono uscite le nuove maglie del Napoli. Le hai viste? Sì.
fare un video domenica riguardo le maglie. È forte Guillon, sì, è un bel giocatore, a me piace. Questo va preso, ragazzi. Oh, Frese, Madonna, doveva fare gol lì. Le occasioni capitano poche da buttarla dentro, la devi buttare dentro. Che peccato. Faccio il video Andrea domenica, lo faccio per le maglie, sì, tranquilli. Domenica pomeriggio lo farò e poi domenica sera farò la live per la Champions, la finale. Domenica sera sono sempre qui in live per la finale Champions invece. PSG Bayern Monaco, bella. Ai 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 ai, mancano 8 minuti, ragazzi. Le cose si mettono male per l'Inter, 3-2. Mm. È dura pareggiarla ora la partita. 3-2, si fa dura per l'Inter. Si fa dura la vita, ragazzi. È tosta per l'Inter pareggiare. Ma il Siviglia è forte, voglio, c'ha l'esperienza europea e tanta roba sto Siviglia. Eh, bellissima partita domenica, sì, mamma mia. Anche questa di oggi è bella però, voglio, mamma mia. Calcio d'angolo per l'Inter. No, fuori gioco di Sanchez. Brozovic punizio, fuori gioco di Sanchez. Rino, dove sono mod? Me ne sono andata via e tu ridi. Mamma mia. Che peccato veramente quasi con l'Andrea pia in giro l'Inter. Mancano 6 minuti ragazzi, è quasi andata. Vince il Bayern domenica. Il Bayern è favoritissimo. Andiamo Inter, dai, dopo 10 anni fai una finale e devi cercarla di vincere, no? Su 10 anni dopo il triplete, dopo la Champions vinta, ora non puoi perdere, dai. Povera età, sì, Giovanni. Moses per Lukaku, va Lukaku, Lukaku, buonanotte. Sai, rumeno Lukaku. Lukaku scioccato dopo l'autorete, perché lo vedo un po' impallato. C'è rimasto, dimmi M, c'è rimasto. Matteo, buonasera, oh Matteo. Stai vedendo la partita? Ah, stai vedendo, Matteo, mamma mia. Ora cominceranno i sfottò verso l'Inter, mamma mia, ne saranno tanti, da parte dei Juventini specialmente. Entra Nesiri al posto di De Jong. Madonna, il Siviglia ce n'ha 5, se vince stasera fa 6 Europa League. Mostruoso il Siviglia, eh. Veramente, mamma mia, tanta roba. Gudeli al posto di chi? Il Siviglia butta freschezza dentro. Quindi, Matte, è uscito pazzo. È uscito pazzo il Siviglia qua. Anche Lukaku è uscito pazzo. Fa l'autorete. Cioè, è uscito veramente pazzo Lukaku. Si fa i gol in da porta sua. Cioè, proprio pazzo. Si è uscito pazzo Lukaku. Sei uscito pazzo Lukaku. Sei proprio uscito pazzo. Real Madrid dell'Europa League. Il Siviglia sì, mamma mia. Gio, adesso un ringraziamento speciale e un abbraccio forte ai calciatori del Siviglia. Dai, su. Vai Godin, dai, scetato a su. E finirebbe con 0 titoli, come dice Mourinho. Siviglia KTM, Matteo.
Giulio. 87 quasi, e 3-2 per Siviglia. Eriksen per Moses, ancora per Eriksen, ma lancio sbagliato. Rimessa laterale per il Siviglia in fase difensiva per il Siviglia. Le cose si mettono male. Conte sta chiagnendo e Lopeteghi sta venuti culo. Reguilon. Freses dice 3-3 al 90esimo, fidatevi, magari. Ma se nel finale ci fosse stata la Roma, tifavi per loro? Andrea, certo, è sempre una squadra italiana, non tifo, appoggio, cioè, però sì, voglio che vincono loro, no? Le italiane. Tifo solo Napoli, però voglio che vince l'italiana, ragazzi, dai, non posso volere che vince il Siviglia, dai. Con tutto che c'è odio con le squadre, ma è così, con le tifoserie, quelle che... 4-2 contropiede segna Lanzilli di testa. 88esimo, ormai le speranze dell'Inter se ne stanno andando proprio a... Avete capito? 3-2 Siviglia. Ciao ciao, non devi piangere. È andata pure questa qui. La prima finale sta andando via. Prendo pure Candreva, l'Inter ci spera. Spera che sta serena. Eriksen. Niente, Sanchez e Nino Meraviglia si butta in aria. Potevi far di meglio lì. Napoli lì ci sono stati 3 appoggi, infatti. Grande cellulare azzurro, troppo bello, un cellulare azzurro, voglio uscito pazzo, mamma. Napoli, 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 oh. Godin esce, entra Candreva, l'Inter si sbilancia, l'Inter vuole cercare il pareggio e deve stare attenta però a non prendere gol di contropiede. Ai Pefrai da Andanovic. Eh. 6 minuti di recupero, ma se non ha segnatura non penso che segnerà nel recupero. Poi mi posso sbagliare, ma è difficile. È complicata, fa gol complicato. Ciao, Eriksen, Lezovic, Brozovic in mezzo. Attenzione Candreva, mamma mia, calcio d'angolo. Occasionissima per l'Inter, Candreva l'ha sciupata. Calcio d'angolo. Altro che godo Godin, qua è piango Godin. Stasera paella, oddio. Niente da fare, l'Inter non ce la fa. Punizione per Siviglia. Gabriele del Mole. Carlo, le patatine piange. Siviglia non fare scherzi, dice Giulio. Non penso, ormai penso la vince Siviglia. Arrivato a sto punto.
Bastoni, col pallone tra i bastoni. Andanovic, meno 2 minuti, andati via, manca 4 minuti. Ed è andata via la prima finale, quella di Europa League. Quattro minuti, ragazzi, gli ultimi 4 minuti. Tutti i giocatori del Siviglia alzati per festeggiare, ragazzi. Ormai manca veramente poco. Ciao ciao, per l'Inter, ciao ciao. È andata, ragazzi, è andata. È andata. Guarda lì come si fanno fregare, guarda lì. 3 minuti, Siviglia e Napoletani stasera siamo tutti con te. No, dai, Ma che stanno a combinare quelli dell'Inter? Sono andati in palla. Ormai è andata, dai. Stasera la luna. È andata così la luna. Siviglia, grazie, un abbraccio forte. 3-2, ragazzi. Na, 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 na. Ma mo se ti sei addormentato però. Dai, è andata, dai. Ciao ciao. Andrea non si buona niente, sei andata. È andata, ragazzi, è andata, ha vinto il Siviglia. L'italiane, fateci lecca. Niente da fare, ragazzi, non ci siamo. Ciao. È andata così. Non la fermi il Siviglia, non lo fermi. Forza Napoli sempre. L'Inter perde. Sesta finale per il Siviglia vinto. 3-2. Ciao.
Finita, ciao. Ragazzi, è andata così. Mi dispiace per l'Italia, per l'Inter, tutti gli interisti staranno proprio soffrendo in questo momento, posso capire. E niente, i Juventini di sicuro staranno godendo, quelli anti-interista staranno godendo. Niente, che fa. Niente ragazzi, vi ringrazio ancora una volta di essere stati qui con me in live, di aver lasciato il like, di essere iscritti al canale, di aver condiviso la live. Ci vediamo domenica alla prossima live, ma soprattutto ora farò il video post partita e domenica farò quello sul Napoli, sulle maglie del Napoli. Niente ragazzi, grazie mille, buonanotte a tutti amici, da Napoli l'87 come sempre, voglio sempre e solo forza Napolese. Buonanotte, voglio.